Adesso risaliamo la Sardegna e ci fermiamo a Oristano, col suo Duomo, la sua cattedrale e anche Basilica, che fu elevata appunto a titolo di basilica minore da Pio XII. La cattedrale di Oristano è un vero e proprio palinsesto architettonico, cioè noi troviamo veramente all'interno della cattedrale tutte le gamme dell'architettura nei secoli in Sardegna. Potrebbe essere quasi un sunto dell'architettura religiosa. Partiamo da tracce bizantine per arrivare poi a elementi romanici, perché la chiesa in origine importante era romanica, ampliamenti gotici, alcuni inserti importanti, anche questi del periodo rinascimentale, e poi una totale, quasi totale distruzione della chiesa, della quale comunque rimangono tracce, per una ricostruzione settecentesca in senso barocco. Ancora un ampliamento ottocentesco nei transetti che in perfetto stile neoclassico. Nell'insieme, che potrebbe sembrare un pasticcio architettonico, in realtà la chiesa mantiene una sua monumentalità, una sua coerenza stilistica e si distingue per essere la più grande chiesa della Sardegna, con i suoi 48 metri di lunghezza e anche di larghezza, praticamente appunto il più grande tempio cristiano presente nell'isola. In sé è anche poi un contenitore di importanti opere d'arte, sia sculture lignee, sia arredi architettonici e marmorei decisamente importanti. Allora, ci sono degli edifici che, perché stravolti nei secoli fino al Novecento, non presentano grandi valori architettonici, però allo stesso tempo sono importanti per l'aspetto devozionale. Uno di questi, per esempio, è il Santuario del Rimedio, vicino a Oristano, dove si celebra la festa tra il 7 e l'8 settembre, che richiama veramente folle di pellegrini, che in sé per sé non è importante appunto dal punto di vista artistico, architettonico, ma per esempio raccoglie una eccezionale collezione di ex voto lasciati dai fedeli, che trasmettono quel senso di religiosità popolare che è importante da documentare e anche da vedere, perché si trovano delle situazioni veramente interessanti che dimostrano appunto una continuità del culto per secoli e una devozione veramente importante da parte dei fedeli. Mentre invece, per esempio, passiamo sempre nell'Oristanese alla Basilica di Santa Giusta, che è considerato giustamente uno degli edifici forse più importanti del romanico sardo, ma verrebbe a dire del romanico italiano, sia per l'equilibrio sia per l'armonia delle forme. La Basilica di Santa Giusta, eretta nella prima metà del XII secolo, si caratterizza per esempio per avere delle colonne di spoglio, cioè tutte le colonne che noi troviamo, colonne e capitelli che noi troviamo all'interno della basilica sono di spoglio appunto e provengono quindi delle città abbandonate ormai romane di Tarros e di Otoka. È uno dei pochi edifici, anzi forse l'unico edificio romanico a possedere un'ampia cripta, quindi anche questo ne fa un aspetto molto singolare. E poi, per rilevarne l'importanza, dobbiamo sapere che a costruire la Basilica di Santa Giusta furono le stesse maestranze che avevano appena terminato di costruire il Duomo di Pisa, che si trasferirono in Sardegna e probabilmente, perché ci sono alcuni elementi architettonici che ce lo dicono, costruire appunto la Basilica di Santa Giusta. Risalendo ancora, ci inoltriamo nel Montiferru, sulle pendici del Montiferru e arriviamo a Cuglieri. Cuglieri c'è un altro santuario importante, ripeto, non tanto per l'aspetto architettonico quanto intanto per la posizione geografica, estremamente scenografica, e stiamo parlando appunto del santuario di Santa Maria della Neve. Una leggenda narra che nelle coste di Santa Caterina di Pitinuri approdò nel 300 una cassa in legno, stesse dinamiche che abbiamo avuto per Bonaria, dove un simulacro della Vergine venne ritrovato al suo interno. Questa cassa venne trasportata dai buoi per essere trasferita nella lora parrocchiale di Santa Croce, ma
I buoi non si fermarono, andarono avanti e arrivarono al colle, e lì si decise appunto di costruire questo scenografico santuario dedicato a Santa Maria della Neve. Sempre nel Montiferru un altro complesso architettonico molto molto interessante, che è la basilica e il santuario di Nostra Signora di Bonaccato, a Bonarcato. Anche qui troviamo questa combinazione, un santuario e poi una basilica annessa. In realtà qui poi il santuario probabilmente più antico, doveva avere origini tardo-bizantine, quindi a croce greca con cupola, e poi nelle sue piccole dimensioni ampliato in età romanica. Pregevole in questo santuario un bassorilievo in terracotta policroma attribuito alla scuola di Donatello, quindi insomma già questo merita un viaggio a Bonarcado. E poi la grande cattedrale di Santa Maria, appunto, uno dei più importanti edifici romanici isolani, eretto grazie ai camaldolesi, cioè i giudici eh, di Oristano. Praticamente donarono terreni e possedimenti appunto ai camaldolesi, che eressero una delle più importanti basiliche, che poi servì a modello per molte altre chiese della zona, e rinnovarono i camaldolesi completamente anche l'economia del territorio, se pensiamo che furono loro probabilmente a impiantare i grandi agrumeti di milis che ancora oggi caratterizzano quel territorio.